La Cimbali, nuova macchina per caffè espresso. Facile da usare. La Cimbali, un caffè, un cappuccio, buoni come al bar. La Cimbali, piccola che sta ovunque. La Cimbali, garanzia dell'esperienza. Uomini illustri. Sì, siamo in onda. Sì, comunque per la serie che nessuno si aspetta, per la serie che mai potreste dire cos'è, per la serie personaggi illustri, uomini illustri, parleremo di uno che non è che abbia fatto Cristoforo Colombo. Già una risata così all'inizio non si può fare. Abbiate pazienza, se ne accorgono. Finiamola un po' per piacere. No, vai. Dunque, Cristoforo Colombo è nato nel 1451 in 45 posti diversi. C'è chi dice in Val d'Aosta, a Crotone, a Trapani, uno a Busto San Arsizio. Invece è nato a Genova. Ci tengo a dirlo come genovese che era genovese. E basta queste cose spagnole. Genovese Cristoforo Colombo. Si vede dalla biografia che ha scritto il figlio. Cristoforo Colombo aveva un figlio avuto da una donna che aveva conosciuto su una spiaggia. Era una che si cambiava 4-5 costumi tutti i giorni. Infatti era una donna di facili costumi. Aveva avuto questo bambino e dalla biografia che ha scritto lui, a 31 anni Colombo era completamente bianco di capelli. Bianco. Non era né svedese né albino. Era genovese perché un giorno non trovava più 1000 lire, tutto bianco di capello dalla paura. No, è una stupidaggine che mi sono inventato. Ed era dotato di un potere ipnotico. Ecco perché ha fatto quello che ha fatto, perché si dice che era un ipnotizzatore. Aveva degli occhi tipo Martin Feldman, che arrivava... Infatti quando andava dal re di Spagna a chiedere le caravelle, lui entrava e diceva: Ferdinando, Isabella, voglio le caravelle. E loro sì, te le diamo Colombo, sì. Poi usciva, andava via Colombo, loro non si ricordavano più. E dice: cosa voleva Colombo? Allora c'è stato 60 volte, alla 61esima Ferdinando ha detto: dateli queste caravelle perché mi sta facendo diventare pazzo. E ha detto Ferdinando: anzi, il primo che avvisterà terra prenderà anche 1000 maravedì di premio. 1000 maravedì erano una cifra molto, una cosa, sono state 3-4 mila lire. No, state qua. Ed era... Fermi! Allora partono e lui decide di andare in Cina, di scoprire la Cina. Questo è il particolare. Colombo voleva andare dal Gran Khan cinese. Allora c'era già stato Marco Polo via terra, lui vuole andare via mare. Non ci voleva andare nessuno perché pensavano che la terra fosse piatta. Lui ha detto: sì, ma andiamo lo stesso, tanto mettiamo delle ventose sotto, casomai, perché le barche capotavano all'epoca. Allora partono, c'è uno che ha riso per gli affari suoi, scusate, è rimasto da solo, l'hanno guardato come dire: cosa fa quella lì? Allora partono e sai, l'equipaggio 1 mese, 2 mesi, poi coi 1000 maravedì chi acquistava terra, chi vedeva terra prendeva questo grano, no? Allora ogni tanto sentivi uno che diceva: terra! Terra! Magari vedeva una tartaruga: terra! Terra! Sai, un'ostrica lì: terra! Poi partono e lui tranquillizzava perché prevedeva delle tempeste. Aveva questo potere paranormale che diceva: tra 2 ore si scatenerà una tempesta. Tutti: ma cosa dici? Fulmini da tutte le parti. Faceva vedere una cartina all'equipaggio, perché si preoccupava l'equipaggio, diceva: guardate, siamo qui, cosa vi preoccupate? Sarà 1 chilometro dalla costa, vedete? La costa è qui, noi siamo qui, cosa vi preoccupate? Poi ce n'aveva, la disegnava lui, quella vera ce l'aveva sotto il letto, perché c'era la cartina e c'era una linea così, che erano a 2000 chilometri di distanza in mare aperto. Arrivano fermi! Perché adesso viene la natura genovese di Colombo, arrivano in San Salvador, convinti di essere in Cina. Lui sbarca e vede gli indiani e dice: come, dei cinesi rossi di pelle, come mai? E lì comincia a contrattare. Si era portato biglie e specchiettini
sai, i pesciolini di liquirizia, quelle cose, e comincia a vendere, ecco dov'è il genovese, comincia a vendere, arriva lì, va, senti, mi dai 1 chilo d'oro, ti do 3 biglie e uno specchiettino. Questo sì, erano anni che aspettavo una cosa, eccoti il chilo d'oro, arriva un altro, io ti do 2 chili d'oro, si mette 3 specchietti, sì, arriva il capo degli indiani e dice, senta Colombo, siamo mica tutti stupidi qua, sa, cosa si crede, arriva qua specchiettini e oro, scemo. Ma sta scherzando davvero? Lei mi dà 3 specchiettini, io gli do 4 kg d'oro, però mi ci mette anche 2 capellini, quelli colorati che mi fanno impazzire, mi fanno diventare pazzo. Lui toglie tutto l'oro, si cucca tutto l'oro e comincia a fare contrabbando di specchiettini, arriva, gli dicono andiamo nel Kubanacan, lui capisce Kubanacan come Gran Khan, che era il Gran Khan cinese, e il Kubanacan significa interno di Cuba. Lui parte, va all'interno di Cuba e scopre, fa 3 scoperte fondamentali per la nostra civiltà. Scopre il tabacco, grazie alla nostra, che noi fumiamo, grazie a Colombo, ha scoperto il tabacco che veniva fumato senza carta, direttamente dal naso. Ha visto uno che aveva 2 abeti qua che poteva fumare e parlare contemporaneamente, molto più comodo. Poi scopre delle cosette che poi ci siamo portati dietro 300-400 anni, tipo le malattie veneree, e poi l'ultima scoperta, i pappagalli. La più disgraziata e disonesta scoperta del mondo l'ha fatta Colombo portando i pappagalli in Europa. Infatti senza di lui Enzo Tortora sarebbe ridotto sul lastrico. È finita. La massima che estraggo dalla bocca di Ugo, la massima di questa volta è: meglio un uovo di Colombo oggi che un uovo di Tortora domani. Ciao a tutti!